Te levo tu munno scavadrata, femmina tinta. Signore miei, mi sta facendo perdere l'onorabilità. A mia, a Filippo Terribile, terribile del nome e dei fatti. E poi io dico io, non mi potevano dire prima, mi vengono a dire ora, mentre mi trovavo da potiglia, che mi avevo trovato a mangiare appena 4 pezzi di mousse, 12 pezzi di trippa, 4 finocchi, 6 caddozzi salsiccia, una vastedda di casa e il litro e mezzo di vino. Venne mia compare a Fionasca e mi disse che c'era mia figlia puta che stava ballando con un giovanotto un do festino di donna maratignosa. Chiesto fosse niente. Credo che è peggio, mi disse che stava ballando sto ballo moderno, come si chiama, aiutatemi a dire, avete visto? Benissimo, avete visto. E ballava di una maniera sconnessa. I sanno sa yamma, s'accalava, si isava e tutto petto ci sguazzariava. E bella madre, uno fui e 100 a diventai. Mi sono di botto e correva persciata come un pazzo. E allora mi venne a aggiungere un potearo e mi disse, compare Filippo, compare Filippo, ma guardate per cortesia sia porta quando c'avevo un biccico. Che aveva successo? Che mi avevano venduto la giacca da porta e mi stava portando da presso senza donare a me. Appena arrivai da casa di donna maratignosa, mi scai una scunnata, spalancai la porta e c'era mia figlia che stava ballando su di viste. Prima di tutto c'era sentito un bolognato giovanotto che fece volare dalla finestra come un razzo. Facevo conto che ancora lo stanno cercando e non lo trovano. Poi mi pigliai una seggia, ma mi sente mano e fece assaggi di innocente. Facevo conto che l'autoambulanza fece 13 viaggi. E questo non mi interessa. Che che mi dispiacevo, sapete che fu? Che c'era una signorina incinta e dopo forte spavento sgravavo e fece 2 gemelle. Dopo fu che mi cammai, perché uno di 2 gemelle mi disse, compare Filippo, compare Filippo, cammate perché ci volete fare, pecciotte sono. E me ne a bere bello bicchiere di vino che ne scordamo tutte cose.